Estate verso la conclusione, operatori del Levante concordi, calo di presenze nell'estate 2018 rispetto agli ultimi 3 anni. L'auspicio è che regga il meteo a settembre. In fase di ultimazione i lavori al nuovo manto in sintetico del Sivori A di Sestri Levante, investiti 500.000 euro, previsti anche interventi a spogliatoi e impianto di illuminazione. Esaurita la fase dell'emergenza, l'attenzione resta alta sugli sfollati e la viabilità. Visita a Genova del capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Genova dice non è rimasta sola, lo dice il cardinale Angelo Bagnasco, che ha ringraziato i protagonisti dei soccorsi al ponte. Torna il progetto di servizio civile Giovani Insieme, rivolto a tutti i ragazzi dai 18 ai 28 anni per un anno di lavoro e formazione. Le iscrizioni sono aperte fino al 28 settembre. L'Arcidiocesi di Genova in prima linea per il sostegno delle famiglie colpite dal crollo del ponte Morandi. Una cinquantina ad oggi le persone a cui è stata data una prima sistemazione. L'estate volge al termine, ma i lavori al San Francesco a Rapallo sono ancora in corso a causa di problemi. I ritardi fanno slittare la chiusura dei cantieri. Il comandante dei Carabinieri Michele Lastella saluta Chiavari dopo 4 anni. Calati i furti in appartamento e le truffe ad anziani è il bilancio del lavoro coordinato dal Maggiore. Insediata la commissione di esperti che affiancherà la struttura commissariale presieduta dal governatore ligure per la gestione dell'emergenza legata al crollo del ponte Morandi. Rimborso degli oneri di depurazione in bolletta. Continuano le sentenze favorevoli agli utenti che hanno fatto causa per aver pagato un servizio, in alcuni comuni, non fornito dal gestore. Pronte a tempo di record a Gattorna le 6 aule della scuola primaria, investiti dal comune di Moconesi 50.000 euro per fare fronte alla chiusura forzata dell'edificio scolastico di Ferrada. Vivere a stretto contatto con la natura all'ombra delle vette appenniniche. Ad un anno dalla loro riapertura le casermette del Penna si confermano luogo ricco di spazi per fare sport ed escursioni. Inaugurato il 34esimo Expo Fontana Buona, l'edizione 2018 fa da spartiacque. L'obiettivo di rilancio passa attraverso una maggiore coesione del territorio, costa ed entroterra. Un saluto a tutti, bentrovati all'appuntamento con il TG Guardando la Settimana, la nostra rassegna dei principali fatti accaduti nel Tigullio negli ultimi 7 giorni. Quella appena conclusa è stata l'ultima settimana di agosto, si va verso una chiusura dell'estate e si fanno i primi bilanci, in particolare dal punto di vista turistico. Gli operatori del Levante sono concordi, si è assistito ad un calo rispetto agli ultimi 3 anni. Parleremo di questo, ma anche a Sestri Levante dei lavori in fase di ultimazione al nuovo manto in sintetico dello stadio comunale. Vediamo. È scattato il controesodo dei turisti dalla Liguria. Per gli alberghi inizia il calo di fine agosto, con la speranza però di un settembre con tanto sole, lavoro e un elevato numero di presenze. Secondo Aldo Verdine, degli albergatori del Levante, per l'estate di quest'anno si confermerà il calo rispetto al 2017. A giugno, ricorda Verdin, ci sono stati solo 8 giorni di sole. Un trend ribadito anche dalle interviste che abbiamo realizzato nelle scorse settimane a Chiavari, Rapallo e Sestri Levante. In questi giorni siamo stati a Moneglia. Si è visto un po' più di calo rispetto alla stagione scorsa nei giorni della settimana, soprattutto giugno e luglio, anche perché il tempo non è stato buono come l'anno scorso, però non ci lamentiamo, dai, la stagione comunque sta proseguendo bene, agosto ottimo, bel clima e tanta gente. C'è un calo di presenze a lungo termine, mentre c'è un aumento del mordi e fuggi, quindi la gente che purtroppo è costretta a prendere il treno la mattina e tornare a casa la sera. È un dato che è comune sostanzialmente a molte località, quindi ci preoccupa fino a un certo punto, lavoriamo ovviamente per prolungare la stagione. Ancora scarsa la circolazione veicolare sulla rete autostradale ligure, racconta il comandante della stradale di Chiavari, Massimo Barletta. Ci si aspettava un traffico più sostenuto, per fortuna non c'è stato. L'impressione è che la situazione di timore legata al crollo del ponte Morandi di Genova abbia cambiato i piani delle ripartenze, preferendo altri orari o strade, con una diluizione quindi del controesodo. Tanti infine gli stranieri che hanno scelto il Tigullio come meta per le ferie. La maggior parte sono poi turisti di nazionalità tedesca o comunque svizzera, ma stiamo notando anche un aumento dei turisti francesi. Abbiamo anche una piccola fetta di turisti, diciamo, provenienti dalla penisola scandinava. Ci sono diversi alberghi o comunque tour operator qua a Moneglia che cercano di lavorare, di presentarsi nelle fiere anche per questi turisti che sono, insomma, di buon livello.
diciamo che questo può essere un po' un regalo di compleanno alla società che l'anno prossimo compie i suoi 100 anni. Quanto è stata la spesa? Che cosa sono i lavori che sono stati fatti? La spesa complessiva per noi, amministrazione comunale, è di 500.000 euro. Abbiamo acceso un mutuo grazie al credito sportivo a tasso zero. La spesa sui lavori è circa 360.000 euro, gli altri sono spese a disposizione per IVA, progettazione, omologazione, eccetera. Con il ribasso d'asta del 22% sono avanzati in circa 100.000 euro che in accordo appunto con la società utilizzeremo per migliorare ulteriormente tutta la struttura, sia come efficientamento energetico, l'illuminazione, spogliatoi, insomma continueremo a spendere nella struttura questo avanzo che c'è stato. Si è scelto di rivolgersi a una ditta specializzata nel settore, il manto completamente in sintetico garantirà una durata e una tenuta nel tempo. Il manto in sintetico senz'altro ha dei vantaggi perché può essere utilizzato tutti i giorni, H24, 7 giorni alla settimana, per tutto l'anno. Ovviamente ecco, questo amplia le possibilità di utilizzo da parte della società sportiva che ha un'attività anche comprensoriale, anche a parte l'aspetto ludico, anche un aspetto sociale. Ci sono 200 bambini che frequentano il settore giovanile. I lavori ormai sono addirittura di arrivo, quando l'impianto verrà consegnato ufficialmente alla società e alla città? I lavori verranno consegnati, presumo, entro la fine di questo mese, poi ci sarà la fase dell'omologazione. Devo dire che c'è stato un grande impegno da parte dei nostri uffici tecnici di ragioneria, dei tecnici esterni con grande professionalità, anche un grande impegno della società sportiva, che ringrazio veramente tutti questi soggetti che sono stati impegnati in questa fase. Torniamo a parlare di Genova, diversi momenti importanti nel corso della settimana. Siamo a martedì, c'è stata la visita del capo del Dipartimento di Protezione Civile Angelo Borrelli, che ha deciso la chiusura del centro di coordinamento dell'emergenza. A fare visita anche a questo organismo il Cardinale di Genova, che ha voluto ringraziare a nome di tutta la città coloro i quali si sono spesi per gestire gli aiuti e gestire appunto l'emergenza. In tema di soccorso parleremo anche del servizio civile che sta per ricominciare. Alla Croce Rossa le diverse delegazioni del Tigullio hanno lanciato il bando aperto a tutti i giovani dai 18 ai 28 anni. Vediamo i servizi. Abbiamo preso atto che sostanzialmente la fase della prima emergenza è conclusa già da qualche giorno. Adesso noi lavoreremo insieme con la Regione e con il Comune per perfezionare anche eventualmente l'ordinanza che è stata adottata con nuove misure che serviranno per alleviare i disagi dei cittadini. L'assistenza ai cittadini e il ripristino della viabilità sono le priorità sottolineate dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli durante il sopralluogo di stamani a Genova. Non c'è un problema di fondi, ha detto, ma di interventi che devono essere disciplinati. Dopo una prima riunione con il presidente Toti e il sindaco di Genova Bucci, Borrelli si è recato nella zona del Ponte Morandi per verificare la situazione e i lavori di rimozione delle macerie. La prima preoccupazione dunque è quella legata alla viabilità del quartiere. Abbiamo autorizzato e il Consiglio dei Ministri si è riunito una seconda volta, ha stanziato risorse cospicue per realizzare interventi di viabilità alternativa, per anche potenziare la rete del trasportistica ferroviaria, quindi su questo si sta lavorando. So che i lavori vanno bene, quindi mi auguro che quanto prima si possa realizzare questa viabilità alternativa. In secondo luogo, le condizioni critiche degli sfollati dell'area del crollo. Per il rientro nelle case, per il recupero dei loro beni, si attende la certezza della stabilità del viadotto, mentre va avanti il dibattito istituzionale su come e quando demolire il tratto di ponte rimasto in piedi. Questa è una valutazione che stanno facendo i tecnici, ovviamente, lo sta facendo il Comune e la Regione, credo che ci sia anche la commissione del MIT che sta operando. Quindi si farà un approfondimento a livello tecnico, quindi ci si muoverà sulla base delle valutazioni tecniche. Intanto è stato nominato questa mattina il pool di esperti che affiancherà la struttura commissariale presieduta dal presidente della Regione Liguria e incaricata di realizzare i primi interventi urgenti. La commissione di esperti non avrà alcun potere ispettivo, ma di supporto alle decisioni del sindaco di Genova e del commissario delegato per l'emergenza. È un atto di
di fiducia, di stima, di gratitudine a nome mio personale e a nome di tutta la Chiesa genovese. Ecco, una Chiesa genovese che resta impegnata comunque in prima linea per dare aiuto, sostegno alle famiglie coinvolte. Sì, un gruppo di miei sacerdoti, come è noto, sono stati lì giorno e notte praticamente accanto alle famiglie, alle vittime e ai loro familiari, e adesso siamo a disposizione, da subito ci siamo dati disponibili per poter accogliere le persone, le famiglie in luoghi che noi abbiamo a disposizione, tenendo conto che giustamente le famiglie cercano una casa, ecco, non un alloggio, diciamo, comunitario, seppure provvisorio. Quindi nel limite del nostro possibile siamo totalmente a disposizione e abbiamo fatto una richiesta ai nostri sacerdoti. Ecco, la comunità di Certosa, dai sacerdoti che vi vivono tutti i giorni, che notizie ha, che sentimenti ha? Di vicinanza, sono come i pastori e come devono essere i pastori, vicino alla propria gente, con discrezione, con umiltà, ma con continua generosità, per una buona parola, per un gesto. In questo momento, oltre al gesto, so che c'è molto bisogno, e lo dirò poi alla Madonna della Guardia, ormai stasera e domani nelle omelie, e parlerò appunto di questo, ovviamente. E c'è bisogno che la gente non perda la fiducia, che la città non perda fiducia. I ponti, uno va ricostruito, ma anche tanti altri si stanno costruendo in questi giorni. Sì, ponti basati con un materiale che è preziosissimo e che quando c'è davvero è indistruttibile, cioè la fiducia nelle relazioni, nei ruoli, nelle responsabilità. Questo materiale, questo cemento indistruttibile deve essere assolutamente mantenuto e continuamente rinnovato. Aperte le iscrizioni per partecipare al progetto di servizio civile Giovani Insieme, promosso dalla Croce Rossa di Cogorno e rivolto a tutti i giovani dai 18 ai 28 anni. È possibile presentare domanda fino alle 18 del 28 settembre, esclusivamente al comitato in via della Croce Rossa 10 a San Salvatore di Cogorno. Il bando e i moduli per le iscrizioni sono consultabili sulla pagina web ufficiale del servizio civile. È un periodo in cui una cinquantina di ragazzi trascorrono un anno con noi. Le iscrizioni per questo progetto Giovani Insieme si fanno qui da noi a Cogorno per quanto concerne la Croce Rossa. Sono aperte nelle giornate di mercoledì, di lunedì e di venerdì. Possono partecipare i ragazzi, ambo sessi, non solo cittadini italiani, ma anche cittadini stranieri in regola con il permesso di soggiorno. Che cosa prevede questo progetto? Quali sono le attività che verranno portate avanti? Le attività che si portano avanti sono quelle tipiche del trasporto infermi, della segreteria e delle altre competenze che ha un comitato di Croce Rossa. Non come forza trainante, ma come sostegno. Qual è infatti lo scopo di questo servizio civile? A cosa serve? Questo servizio civile intanto è un corso. Serve un po' ai ragazzi anche a conoscere, ad affrontare un po' la vita, a sapere che cos'è un orario, tra virgolette, di lavoro. Il servizio civile non è una forma di volontariato perché verrà retribuito. Sì, c'è un compenso minimo di 433,80 € al mese. Torniamo a Genova per parlare dell'attività che l'Arcidiocesi sta portando avanti in sostegno delle persone colpite dal crollo del Ponte Morandi, gli sfollati in particolare, a cui una cinquantina, quelli a cui è stata data una prima sistemazione proprio dall'attività della Diocesi, che si espleta anche in diversi altri campi. Abbiamo sentito il responsabile che sta gestendo appunto questa situazione, Monsignor Martino. Vediamo. Che numeri avete adesso? In questo momento noi abbiamo fatto l'accoglienza di una cinquantina di persone
Immediatamente, 40 minuti dopo il disastro, la Curia di Genova ha messo a disposizione 120 posti in emergenza che si devono trasformare in case. Concretamente il Cardinale ha dato disponibilità di tutte quelle canoniche che non sono utilizzate per 12 mesi, così anche molti fedeli laici sono pronti a dare in comodato d'uso gratuito delle case che magari servivano per dare un complemento al bilancio familiare. Una presenza che si affianca a quello delle istituzioni, si integra a questa? Assolutamente sì, è un lavoro d'insieme, non c'è chi è più bravo, chi è meno bravo. Le istituzioni hanno veramente lavorato senza parti politiche e senza polemiche e questo per noi è stato veramente un motivo in più di lavorare serenamente, unicamente avendo tutti insieme l'obiettivo di aiutare queste famiglie. Una vicinanza che si manifesta anche nell'animazione dei ragazzi, il gruppo scout, l'Azione Cattolica si è messa a disposizione e si è messa in gioco per fare questo. Sì, decisamente, ci sono poi tante cose a cui uno normalmente non pensa, c'è il doposcuola, c'è appunto una sorta di oratorio pubblico che viene aperto dall'Azione Cattolica e dalla GESCI, c'è anche la disponibilità della Caritas per esempio di trovare dei posti dove poter mettere le cose, le proprie cose che sono nelle case in attesa o che le case vengano liberate o comunque vengano ricostruite. Chi avesse ancora voglia di mettere a disposizione spazi, tempi, a chi rivolgersi, come può fare? Direttamente in Curia hanno il mio numero di telefono, c'è una posta elettronica, quella della Curia, che è dedicata a questo tipo di emergenze, tutte le richieste di disponibilità mi vengono girate e le vaglio insieme al Cardinale direttamente. Siamo così arrivati alla giornata di giovedì, i lavori pubblici. In apertura a Rapallo subiscono dei rallentamenti i lavori nelle cantiere della copertura del San Francesco con le problematiche che sono emerse nel corso appunto dell'intervento. Facciamo il punto con l'assessore ai lavori pubblici. E poi un altro bilancio, quello che fa il comandante uscente dei Carabinieri a Chiavari, Michele Lastella, che lascia l'incarico dopo 4 anni per andare a ricoprire un altro incarico in Sardegna. Sentiamo i servizi. Non sono completamente soddisfatto dei tempi perché in partenza noi contavamo di poter riaprire il lungomare a fine settembre, invece ora sto aspettando il cronoprogramma della ditta per conoscere che tempi mi daranno. Stiamo valutando con attenzione la situazione perché sicuramente la viabilità interrotta sul lungomare comporta dei problemi. Aumentano così i ritardi per la chiusura del cantiere in prossimità della foce del torrente San Francesco a Rapallo. I lavori, iniziati i primi giorni di aprile, si sarebbero dovuti concludere entro la fine dell'estate. In realtà i tempi sono dilatati a causa di alcuni determinati problemi. L'intervento è notevolmente complesso perché ha comportato lo spostamento delle tubazioni principali del gas metano che alimentano tutta la zona levante e questo chiaramente ha dovuto essere eseguito dalla ditta che ha la distribuzione dell'appalto, della distribuzione del servizio, fermando il cantiere perché non si poteva lavorare. Ci sono stati poi dei problemi di interferenza con delle tubazioni della fognatura che non erano chiaramente indicate nel progetto, per cui anche lì c'è stato un ritardo. Ora pare che i lavori siano ripresi, aspettiamo di conoscere quando la data di posa in opera è la parte più spettacolare dell'intervento, delle travi che dovranno sorreggere la nuova viabilità. Sono travi a campata unica di 24 metri di lunghezza e di conseguenza sarà molto spettacolare la posa in opera di queste travature. Attualmente ancora non si conosce la data effettiva di chiusura dei lavori e i problemi in vista del futuro non sembrano diminuire. Quando riapriremo la viabilità sul lungomare, i problemi saranno trasferiti in parte su Corsa Sereto perché dobbiamo chiudere l'altra direttrice, per cui l'unico modo di collegamento tra Rapallo e Chiavari sarà passando sul lungomare per tutti i mezzi, camion compresi. Che bilancio può trarre di questi 4 anni vissuti nella caserma di Chiavari? Siamo riusciti a lavorare intensamente, riuscendo a portare dei risultati soddisfacenti sicuramente. Siamo arrivati ad arrestare in questi 4 anni circa 200 persone, a denunciarne migliaia,
a controllare decine di migliaia di persone nei nostri servizi quotidiani di controllo del territorio. E inoltre, dato secondo me anche molto importante per la cittadinanza, siamo riusciti a ridurre di circa il 20-25% il numero dei furti, soprattutto quelli in abitazione. Quali sono le piaghe più grosse di questo territorio? Come in tantissima altra parte d'Italia è quello relativo allo spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti noi abbiamo fatto tantissime attività di contrasto ma anche di prevenzione in collaborazione con le scuole, proprio per evitare che i minorenni possano continuare ad incappare in questa piaga. In questi anni abbiamo parlato spesso della vicinanza dei carabinieri alle persone. Come è andata? Si sente contento di questo lavoro? Si può fare sempre meglio sicuramente, però abbiamo lavorato veramente bene anche con delle associazioni di volontariato, siamo stati vicini anche agli anziani, abbiamo creato proprio una campagna anti-truffa. Questa collaborazione continua ha fornito anche dei buoni risultati, sono leggermente diminuite appunto anche queste truffe agli anziani e siamo riusciti anche su segnalazione, così come gli avevamo indicato a queste persone che avevano partecipato a queste conferenze, a cogliere in flagranza di reato questi soggetti. Sto salutando le istituzioni anche locali, come sono state anche le collaborazioni in questi 4 anni? Ma sono state veramente ottime, abbiamo lavorato in sinergia con tutte le autorità locali, dalle altre forze di polizia, le autorità civili e militari. Quindi c'è questo clima sicuramente favorevole che si rispecchia poi nel lavoro che abbiamo fatto nei confronti della cittadinanza. E si è insediata nella giornata di venerdì la commissione di esperti che affiancherà la struttura commissariale presieduta dal governatore ligure Toti per la gestione delle emergenze legate al crollo del ponte Morandi. Sul tema è intervenuto anche il sindaco di Genova che chiede un ponte ma soprattutto tempi rapidi per la risoluzione delle problematiche. Bucci è intervenuto anche a Expo Fontana Buona in qualità di sindaco della città metropolitana per partecipare alla cerimonia di inaugurazione. Il tema dell'Expo sarà al centro del nostro approfondimento. Tra i servizi che andremo a vedere adesso anche quello che parla del rimborso degli oneri di depurazione in bolletta. Infatti continuano le sentenze favorevoli agli utenti che hanno fatto causa per aver pagato in alcuni comuni un servizio che in realtà non è presente. Vediamo. Si è insediata ufficialmente questa mattina la commissione di esperti che dovrà coadiuvare tutte le decisioni del commissario delegato per il superamento dell'emergenza Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci per tutte le attività relative alla messa in sicurezza, alla definizione della zona rossa e al piano di abbattimento del ponte. Da oggi la commissione sarà al lavoro per acquisire tutta la documentazione necessaria ed effettuare i sopralluoghi e le attività di monitoraggio per coadiuvare il commissario. A farne parte, oltre a Toti e Bucci, anche l'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone, il segretario generale della Regione Liguria Pierpaolo Giampellegrini e gli esperti Stefano Pinasco, ingegnere del Comune di Genova, Enrico Zio, professore ordinario del Politecnico di Milano, Emanuele Gissi, capo nazionale dei Vigili del Fuoco e Pietro Croce del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Commissione tecnica di cui ci avvarremo noi e il Comune e il Sindaco per tutte le decisioni che da oggi verranno prese relative ai lavori da fare. La Commissione si è aggiornata la prossima settimana per una prima valutazione dello stato di sicurezza e del piano di abbattimento del ponte non appena verrà presentato in forma definitiva da Società Autostrade. Intanto questa mattina il presidente Toti ha fatto visita al punto ANPAS allestito a Genova Campi in prossimità del ponte crollato e ha fatto il punto sullo stato di rimozione delle macerie e sulla successiva fase di ricostruzione. Obiettivo principale delle istituzioni è fare presto. A me preoccupano tante cose, ma francamente il maltempo è una variabile di cui tutti i cantieri devono tenere conto. Mi preoccupa molto che si possa cominciare in fretta, mi preoccupa molto che si scelga il piano migliore, quello meno invasivo, mi preoccupa moltissimo che si cominci presto perché prima si comincia e prima si finisce, l'abbattimento di quel manufatto è propedeutico all'inizio della ricostruzione. Siccome abbiamo detto di voler dare un ponte a questa città sicuro, bello e in tempi molto ragionevoli perché la città sta soffrendo, è bene che si cominci presto. E poi vogliamo un nuovo ponte, il ponte più bello in poco tempo. Due richieste semplici ed esplicite. Al termine della riunione in Regione Liguria con il governatore Toti e la società Autostrade, il sindaco di Genova Marco Bucci ha raggiunto gli stand di Expo a Calvari. I punti cruciali, superata l'emergenza, rimangono due: sfollati e viabilità cittadina. Tra chi ha deciso di prendere il contributo e chi invece è andato in una nuova casa siamo più di 130 famiglie ora. In totale sono 251
21, quindi vedete un po'. L'altra cosa importante è che la mobilità migliora giorno dopo giorno, continuiamo a fare variazioni giornaliere per arrivare al risultato finale, ma ci riusciremo. La strada dell'Ilva, quella famosa, che è al di là del porto, del confine portuale, sta andando avanti, i lavori vanno avanti come da programma. Il lotto 10, che è l'attacco diretto dall'autostrada sino a Guidarossa, è stato anticipato, per metà novembre sarà pronto, quindi marciamo in questa direzione. Ma lo sguardo del sindaco della città metropolitana non manca di posarsi anche sul territorio della Fontana Buona, una zona importante, ricca di peculiarità spesso poco valorizzate. Pezzi unici che noi forse dovremmo rilanciare di più. Noi ad esempio come città metropolitana facciamo poco per questo, dovremmo fare molto di più. Uno dei temi ricorrenti sollevato anche durante la cerimonia inaugurale di Expo è stato proprio quello delle infrastrutture, in particolare la rete viaria, per la quale la Valle attende da anni risposte concrete. Dobbiamo continuare a investire. Le infrastrutture sono assolutamente importanti, che se ne dica al di fuori di qualunque battaglia politica, l'infrastruttura è un punto chiave dello sviluppo del territorio. Non possiamo rinunciare all'infrastruttura. So che ci sono progetti qui in Fontana Buona, dal tunnel a tante altre cose, dobbiamo cercare di metterli nella condizione giusta. Dovessero azionarsi tutti gli utenti, siamo in una cifra che noi quantifichiamo in circa 50 milioni di euro. 50 milioni di euro. A tanto potenzialmente ammonterebbe il rimborso del gestore se tutti i cittadini di Rapallo presentassero il ricorso per aver pagato in bolletta un servizio, quello della depurazione delle acque, quando in realtà nella cittadina del Tigullio occidentale ad oggi non ci sono impianti di depurazione degni di questo nome. Situazione questa messa nero su bianco da una sentenza del 2017 dalla Corte di Appello di Genova. Però intanto sono 50 i soggetti che si sono visti riconoscere il diritto ai risarcimenti dal giudice di pace di Chiavari, che si è espresso a favore dell'azione legale promossa dall'associazione Consugens. I rimborsi sono già iniziati, normalmente dall'emissione della sentenza, dalla notifica, nell'arco di 2 o 3 mesi gli utenti si vedono rimborsare le somme. In ballo ad oggi ci sono ancora oltre 150 cause che devono essere discusse o iscritte al ruolo, mentre si attendono gli esiti di quelle che devono passare per il Tribunale Civile, che riguardano alberghi, ristoranti e altre attività commerciali. Rimborsi che vanno indietro di 10 anni e che per gli utenti, a fronte di un costo per le spese legali e associative che si aggirano intorno ai 300 euro, equivalgono a rimborsi nell'ordine delle migliaia di euro. Al centro un'inadempienza contrattuale che il gestore ha nei confronti dei suoi clienti. In realtà mancano i servizi di depurazione dell'impianto primario e secondario che per legge una città come Rapallo deve necessariamente avere. Quella di Rapallo tuttavia non è una situazione isolata nel Tigullio, ci sono altre realtà nelle quali ad oggi non è in funzione un impianto di depurazione come Casazza Ligure o Seste Levante. Anche per gli utenti di questi comuni esiste la possibilità di intraprendere un'avvertenza legale che porti ai rimborsi. A noi sostanzialmente serve poco, cioè servono le bollette e dimostrare che questi oneri sono stati pagati, quindi l'utente deve metterci nella condizione di poter quantificare il danno che ha subito pagando questi oneri e con questa documentazione sostanzialmente siamo in grado poi di poter agire nei confronti del gestore. Sono state allestite a tempo di record a Gattorna le 6 aule che andranno ad ospitare i bambini delle scuole primarie, un trasferimento, quello da Ferrada, a causa della chiusura dell'edificio appunto di Ferrada in precarie condizioni, per cui non è più agibile. Parleremo di questo, ma anche delle iniziative che quest'estate sono state messe in campo dalle casermette del Penna, donando la riapertura. Il rifugio traccia un bilancio positivo aggiungendo nuove attività per chi vuole andare a trascorrere qualche ora di relax all'aria aperta. Vediamo. Come stanno procedendo i lavori? A che punto siete? Diciamo che ormai siamo a buon punto, il trasferimento è quasi stato completato, se non addirittura completato, vanno piazzati i banchi nelle aule come avrete modo di vedere dalle immagini e quindi, ripeto, siamo pronti ad ospitare temporaneamente i bimbi della scuola primaria di Ferrada nella scuola media di Gattorna. Quanti bambini sono e quante classi siete riusciti a sistemare? 103 bambini, almeno quelli dell'anno scorso, quindi un centinaio totale, 6 le classi che abbiamo reperito al primo piano della scuola media di Gattorna. Il secondo piano rimarrà invece dedicato esclusivamente alla media, quindi primaria al primo piano e secondo piano per la media.
È una soluzione temporanea, ecco perché si sta pensando appunto ad un progetto di ricostruzione della scuola di Ferrada. Sì, certo, il progetto è già stato adottato, anzi è stato finora non ancora finanziato, ma spero che lo sia a breve, nel senso che abbiamo fatto accesso ad un bando nazionale e regionale per l'edilizia scolastica e ci siamo piazzati al terzo posto su 189 progetti provenienti da tutta la Liguria. Quindi nel momento in cui il Ministero finanzierà i progetti, ovviamente quelli primi in classifica avranno diritto di priorità su quelli piazzatisi in fondo alla classifica. Qual è l'impegno di spesa per la sistemazione della scuola elementare insieme alla scuola media? Diciamo che questa tegola che purtroppo ci è capitata in testa ci è costata almeno un 50.000 euro tra trasferimento di tutti i beni, allestimento delle aule, edilizia, parte elettrica, eccetera, eccetera. E non è stato facile trovarli durante l'anno, perché voi ben sapete che il bilancio è ormai fatto e reperire dei denari a bilancio già approvato non è semplice. Comunque questa era un'urgenza, bisognava trovare una soluzione temporanea ma efficace per dare delle aule belle, disponibili, accoglienti ai bambini. Crediamo di averlo fatto. Dalla più impegnativa palestra di Roccia, 1500 metri di quota con 25 itinerari a protezioni ravvicinate nella splendida e fresca faggeta al cospetto della vetta del Monte Penna, fino alla più rilassante passeggiata a bordo della carrozza austriaca trainata da Fira e Lina, due splendidi cavalli austriaci, passando per le tradizionali escursioni per i sentieri del parco, a piedi o in sella alle nuove mountain bike elettriche. Archiviato con successo il primo Festival della Montagna, non si fermano in queste settimane le attività dedicate a escursionisti e appassionati della montagna alle casermette del Penna in Val d'Aveto, un'estate ricca di iniziative che ha visto la presenza di numerosi turisti e di famiglie amanti della montagna. Sta andando molto bene, anche quest'anno è partita bene, è ripartita e siamo molto soddisfatti. Una scommessa vinta, quella della riapertura del rifugio, che a fianco alla più tradizionale offerta di ospitalità ha aggiunto una serie di attrattive e spazi di attività rivolte a sportivi e appassionati. Ultima quella delle biciclette elettriche, le e-bike, che danno la possibilità anche ai meno allenati di percorrere i sentieri della montagna nel rispetto dell'ambiente e della natura. Parecchia risposta, piace alle famiglie e anche a chi vuole fare giri più impegnativi. Proponiamo un sacco di scelte e qua sulla Val d'Aveto sicuramente abbiamo percorsi per tutti, da paesaggistici a impegnativi e tecnici. Il giro più bello per i ragazzi è il Giro del Penna, che si arriva al Faggio dei Tre Comuni e si possono incontrare scoiattoli. La bici qua viene sfruttata molto nel mese di agosto, però i mesi più belli sono i mesi primaverili e soprattutto l'autunno. Ci sono dei colori bellissimi, escursioni particolarmente interessanti dal punto di vista naturalistico, ma anche dal punto di vista della pace che si trova durante l'autunno in questa vallata. Con queste bici si riescono a fare escursioni anche di 50-60 km senza particolari sforzi. La bici aiuta molto, abbiamo bici un po' di tutti i tipi, abbiamo ortizzate, belle bici che aiutano parecchio. Siamo così arrivati al termine di questa edizione del TG Guardando la Settimana. Il nostro approfondimento, come anticipato, è dedicato a Expo Fondalambuona con la giornata di apertura, ma anche le diverse realtà che sono presenti negli stand espositivi. Vi racconteremo tutto questo nei prossimi servizi. Il TG Guardando la Settimana si concluderà al termine, l'appuntamento è fra 7 giorni. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata. Un minuto di silenzio in memoria delle vittime del Ponte Morandi. L'omaggio a Genova attraverso 2 vetture serigrafate con dipinte le tipiche abitazioni genovesi. Non è mancato il ricordo alla cerimonia di inaugurazione della 34esima Expo di Calvari. Ad aprire gli interventi la presidente del GAL genovese, Alessandra Ferrara, insediata da poco più di un mese. Le opportunità le creeremo perché noi, come sto dicendo appunto in questi giorni, andiamo avanti nella tradizione, ma andiamo avanti nel rinnovamento. E il nostro obiettivo è che Expo del prossimo anno sia veramente la vetrina di ciò che avremmo potuto realizzare nel corso di quest'anno, 18-19.
Sul palco i rappresentanti dei principali enti patrocinatori: Regione Liguria, Comune di San Colombano Certenoli, Città Metropolitana, Camera di Commercio. Le eccellenze in mostra sono quelle di una valle alle prese con gli effetti di una recessione economica, ma al tempo stesso forte di tante piccole produzioni di nicchia. I punti di forza sono stati rappresentati da 3 giovani che in ambiti diversi hanno portato il nome della valle agli onori delle cronache. Per lo sport, Luca Raggio, ciclista professionista di Coreglia Ligure. Sto vivendo una bella stagione e sto un po' vivendo tutte le nuove esperienze, soprattutto correre all'estero, magari, che è un po' la cosa diversa dal solito. Nell'ambito sociale del volontariato, Arianna Cotiledone, milite volontaria della Croce Rossa di Cicagna, impegnati nei giorni dell'emergenza a Genova. E vedere uno scenario del genere dal vivo, cioè, ti lascia senza parole. Per quanto riguarda la Croce Rossa, noi abbiamo fatto servizio di mensa, quindi portavamo da mangiare ai soccorritori. Ed infine uno dei settori trainanti della valle, l'agricoltura, con una giovane, Anna Aste, entrata a far parte del direttivo CIA in virtù di una passione ereditata dalla famiglia. Adesso con questo nuovo incarico cerco un po' di portare avanti quelli che dare un po' voce a tutti i vari problemi dell'agricoltura, far sì che si possa risolvere qualcosa. Possiamo dire che il Comune di San Colombano ci ha sempre creduto e continua a crederci fattivamente a questa manifestazione. Ma come Comune abbiamo sempre creduto, però a dire la verità a giugno ho avuto i miei dubbi, ecco, che riuscissimo a fare di nuovo l'Expo quest'anno. Però poi si sono messe a posto le cose e siamo arrivati a questi punti qua e quest'anno riusciremo ancora a fare l'Expo. Speriamo che sia l'avvio di una Expo un po' più maggiore gli anni prossimi, ecco. Per il Comune che cosa rappresentano queste 3 giornate di apertura, 4 giornate di apertura? Ma questo Comune rappresentano, io dico sempre, non è solo il Comune che ha i vantaggi deve avere tutta la valle qua Fontana Buona, porta un po' di conoscenza in giro per la costa e per Genova di questa realtà, ecco. Expo Sopra le righe vede coinvolto il Comune di San Colombano insieme ai comuni di Orero e di Cogorno. Ma di che cosa si tratta? Allora, si tratta di un progetto di Regione Liguria che noi abbiamo seguito, è un progetto per il turismo e comprende 3 percorsi: il percorso rosso per la cultura, il percorso giallo per i bimbi e il percorso blu per le curiosità. Quindi saranno degli itinerari che voi proponete sul territorio? Sono 3 itinerari che noi abbiamo proposto, 2 su Calvari, in quanto c'è l'Ascito Cuneo che è il centro della cultura per eccellenza. Poi abbiamo il percorso per i bambini che segue via Patrania, venendo dalla pista ciclabile, e poi si arriva sempre all'Ascito Cuneo dove c'è un parco giochi per i bambini. E il terzo percorso è il percorso curiosità e abbiamo fatto, per questo percorso abbiamo pensato a Cichero. Salendo da Romaggi, non sono tanto curiosità, sono curiosità ma c'è anche cultura, c'è anche storia, c'è tutto. E questo percorso comprende Romaggi e passa da Romaggi e scendendo poi per la Val Cichero, arrivando proprio nel paese di Villagrande, dove c'è la cappella di Villagrande. Anteprima di Expo all'Ascito Cuneo di Calvari, un viaggio attraverso 4 mostre per riscoprire la vena artistica della Fontana Buona. Quadri, elaborati grafici e sculture saranno allestiti fino a domenica nelle sale del museo. La prima è l'esposizione di pittura di Giacomo Mauro Giuffra, 22 opere più le 14 formelle di un originale Via Crucis. Il titolo, Impressioni di remote gioie e sofferenze, attinge dalla biografia dell'artista. La mia è una vita solitaria, da una vita romana. Sono stato a Roma per 17 anni, sono ritornato qui, come dicono i latini, ab ovo, ho ricominciato tutto da capo. E allora se voglio vivere, convivo con le persone. Nel giardino dell'Ascito Cuneo c'è anche la mostra di sculture di Mirko Solari, animali e personaggi ricavati con una piccola motosega da grandi tronchi d'albero. Ci sono i primi lavori, gli animali, e poi sono passato a fare dei volti. È lì dove ho sentito la necessità di trasmettere le mie emozioni. Ho capito che con i volti potevo trasmettere molte più emozioni che con gli animali. Al primo piano dell'edificio sono esposti gli elaborati di 43 studenti dell'Università di Architettura che hanno avanzato diverse proposte per lo sviluppo della Fontana Buona, mentre nei fondi dell'Ascito c'è la mostra di 16 artisti locali che hanno rappresentato scorci caratteristici, paesaggi e attività della vallata.
È prolifica dal punto di vista artistico la Val Fontana Buona? Spero di sì, perché c'è il momento, anticamente abbiamo sempre fatto tonnellato pittorico. Io ho sempre fatto insieme con Renato Lagomarsino, che è diciamo il fototum di tutte queste manifestazioni, e ci siamo trovati a un certo punto di ricominciare, perché la Fontana Buona è ricca di opere e è ricca a un certo momento anche di pittori.